Vertice in prefettura stamani per la visita di Papa Leone XIV a Lampedusa, prevista per il prossimo 4 luglio. Presente il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, intervista all'arcivescovo Damiano. Il sindaco di Aragona, Pendolino, riferisce sulla crisi idrica in provincia di Agrigento dopo il vertice a Palermo con l'assessore Colianni. Un giovane arrestato dai carabinieri di Licata per porto abusivo di pistola. Muore una donna di San Giovanni Gemini nel corso di un incidente stradale sull'Agrigento-Palermo. Mezzi di trasporto pubblici gratis per le forze dell'ordine nell'isola, quanto deciso dal governo siciliano. Presentata oggi la stagione estiva al Teatro dell'Efebo del Libero Consorzio, lunedì l'inaugurazione con un'opera di Rossini. Si è svolta ieri a Santa Elisabetta la giornata mondiale del rifugiato organizzata dall'associazione Cometa ETS, consegnata una targa in memoria di Carmelo Catalano. Grande affluenza di fedeli ieri a Naro per la festa di San Calogero. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 19 giugno venerdì. Vertice stamani in prefettura ad Agrigento per la gestione dell'ordine e la sicurezza pubblica in vista della storica visita del Papa Leone XIV a Lampedusa prevista per sabato 4 luglio. Il servizio. È in corso stamani presso il Palazzo del Governo ad Agrigento un vertice per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica in vista della storica visita di Papa Leone XIV all'isola di Lampedusa, prevista per sabato 4 luglio. Al tavolo convocato presso la prefettura di Agrigento partecipano i vertici territoriali e il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, incaricato direttamente dal Consiglio dei Ministri di coordinare gli interventi e la complessa logistica legata all'evento. Tra i partecipanti al tavolo il prefetto di Agrigento Caccamo, l'arcivescovo Damiano, il sindaco di Lampedusa Mannino, il questore di Agrigento Palumbo, il comandante dei Carabinieri De Tullio, quello della Guardia di Finanza, il presidente del Libero Consorzio di Agrigento Pendolino, i responsabili di Agrigento della Protezione Civile. I temi principali del comitato includono la pianificazione logistica, la gestione degli spostamenti del pontefice e l'accoglienza dei fedeli e le autorità nell'isola. Per la sicurezza e l'ordine pubblico, misure straordinarie per i luoghi simbolo che il Papa visiterà. L'arrivo del Papa nell'isola è previsto per le ore 9 del mattino. Quindi le varie tappe: sosta al cimitero con omaggio floreale sulle tombe, sosta alla Porta d'Europa, al Molo Favaloro con la benedizione della targa che intitola il molo a Papa Francesco, il saluto ad alcuni migranti. Alle 10:30 celebrazione della Santa Messa, sul palco sarà esposta l'immagine della Madonna di Portosalvo. Al termine della messa saluti all'autorità a bambini ammalati e volontari. Alle 12:30 il decollo da Lampedusa. Il recente Consiglio dei Ministri ha destinato 2,5 milioni di euro per l'organizzazione complessiva della visita pastorale. Per l'evento prevista una grande affluenza di fedeli provenienti da tutta la Sicilia e oltre. E sulla visita del Papa a Lampedusa abbiamo sentito l'arcivescovo di Agrigento Damiano. Da quando abbiamo appreso la notizia della visita di Papa Leone a Lampedusa abbiamo iniziato una riflessione che ha avuto livello parrocchiale, livello vicariale, livello diocesano. Il 6 giugno abbiamo vissuto a livello diocesano una veglia di preghiera con adorazione eucaristica a Porta Empedocle. Abbiamo iniziato nella Chiesa Madre e avviato lì una riflessione, poi con la professione eucaristica, col Corpus Domini, dalla Chiesa Madre ci siamo spostati sul Molo e sappiamo come il Molo di Porto Empedocle accoglie questi fratelli e sorelle migranti, accoglie i vivi e accoglie anche i morti. Quindi è un luogo
piano piano che diventa un luogo di memoria, la memoria di sogni infranti, ma anche la memoria di possibilità di vita nuova. Adesso siamo agli ultimi momenti, prima del 4 luglio, oggi questo incontro in prefettura per mettere fuoco le varie problematicità che ci sono, e tutto, mi sembra di poter dire, sembra vada molto bene. Quanti fedeli si aspettano a Lampedusa? Allora, io francamente non lo so. Dicono 10.000, che non è che si aspettano, tanti sono già lì, sì. Perché già Lampedusa nel mese di luglio è già piena di turisti, e quindi la cifra di cui si parla è quella di 10.000. C'è stata la disponibilità delle compagnie di navigazione, c'è un'operazione interessante, mettere una nave che parte il 3 sera da Porto Empedocle, arriva lì la mattina e riparte la sera per tornare poi a Porto Empedocle. Questo può agevolare molti, considerando l'importante difficoltà di trovare alloggio per il pernottamento a Lampedusa, grande difficoltà. Questo va incontro, perché si tratta di dormire due notti in navi, però ecco, c'è anche la possibilità di partecipare alla messa del Santo Padre. Una proposta interessante l'itinerario che farà, perché l'avrete già appreso, arrivando all'aeroporto si trasferirà subito al cimitero in forma privata per una preghiera, per una visita ai morti. Da lì si sposterà alla Porta d'Europa, dove incontrerà 1 o 2 famiglie di migranti, quindi diciamo in forma semi-privata. Quindi la celebrazione eucaristica con la partecipazione di tutti quelli che vorranno partecipare. E questo, oltre a essere un itinerario, come dire, pratico, è un itinerario spirituale che non dobbiamo, a mio avviso, se vogliamo gustare l'intera visita e le ragioni della visita, non possiamo perdere di vista. E quindi c'è il raccoglimento con coloro e per coloro che a Lampedusa hanno terminato il loro viaggio terreno e si sono infranti i loro sogni di vita nuova. La Porta d'Europa, l'incontro con queste famiglie di fronte a questo mare, dove invece quei sogni hanno trovato nuova consistenza, aperti alla vita nuova. Il passaggio a modo Paparolo per la dedicazione al Papa Francesco, e quindi la celebrazione eucaristica che mette insieme la memoria dei morti e la memoria dei vivi, perché veramente in Cristo possiamo essere uno, come dice il motto del Papa, in illo uno unum, no? Quindi questo è l'itinerario spirituale che dà senso a questo itinerario materiale. Alla riunione avvenuta nella giornata di mercoledì scorso sull'emergenza idrica e rifiuti, con l'assessore all'ambiente Colianni, con i sindaci della provincia, era presente anche il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino, che giorni fa era intervenuto proprio sul problema dell'acqua. Quest'anno negli invasi c'è per le forti piogge cadute, ma le turnazioni sono ridotte per volere di Sicilia Acque per via della situazione debitoria in essere dell'azienda agrigentina AICA. Quanto riguarda l'emergenza idrica abbiamo lanciato un coro perché non è possibile dare notizie che praticamente creano un danno economico enorme al territorio, e quindi noi abbiamo fatto fronte comune con tutti i sindaci per dire che fino a qualche anno fa c'erano problemi di siccità, ma ora
visto che non ci sono problemi di siccità, gli invasi sono pieni e le sorgenti si sono rimpinguate, ecco, non può essere che per questioni economiche si possano subire ristrettezze di questo liquido prezioso. E quindi noi abbiamo avuto rassicurazione da parte dell'assessore all'acqua e ai rifiuti, dottore Colaian, e speriamo, ecco, che questo chiuda questa fase e dia la tranquillità non solo alle famiglie ma anche agli operatori commerciali come alberghi, ristoranti, B&B e attività commerciali di vario tipo, di poter lavorare tranquillamente. Ma il problema principale è quello che assolutamente non deve uscire nessun articolo di giornale o nessuna comunicazione Facebook che ci sia mancanza di acqua, perché altrimenti i turisti cambiano rotta e scelgono altrimenti. A Licata, sorpreso con una pistola clandestina durante un controllo dei carabinieri, viene arrestato un 19enne in esecuzione una misura cautelare. I carabinieri della stazione di Licata, coadiuvati dai militari della sezione radomobile della locale compagnia, hanno tratto in arresto un 19enne licatese in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Agrigento su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il giovane gravemente indiziato dei reati di porto di arma clandestina e ricettazione. Il provvedimento restrittivo trae origine da un intervento eseguito lo scorso giugno dai carabinieri della stazione di Licata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo del territorio, in particolare durante la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte a un uomo sottoposto agli arresti domiciliari. I militari avevano notato il 19enne licatese nei pressi dell'abitazione controllata. Alla vista dei carabinieri, il giovane improvvisamente avrebbe accelerato il passo, tentando di eludere il controllo. Nel corso della fuga a piedi per le vie limitrofe avrebbe perso dalla cintola una pistola clandestina con matricola Brasa e 2 caricatori contenenti complessivamente 16 cartucce calibro 7,65. Sebbene fosse riuscito temporaneamente a dileguarsi, il 19enne licatese era stato immediatamente riconosciuto dai militari operanti grazie alla conoscenza del territorio e dei soggetti di interesse operativo. Gli elementi raccolti dai carabinieri di Licata sono stati riferiti alla Procura della Repubblica di Agrigento, che ha richiesto e ottenuto l'emissione della misura cautelare. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Lorenzo di Agrigento, come disposto dall'autorità giudiziaria. È operativo in via sperimentale il nuovo servizio della Polizia di Stato Denunce Online. Il portale è raggiungibile all'indirizzo denunciaonline.poliziadistato.it e offre ai cittadini un servizio di trasmissione telematica di predenuncia da formalizzare entro le successive 48 ore presso un ufficio della Polizia di Stato. Sentiamo la videodichiarazione. Da oggi alcune denunce di reato e segnalazioni di smarrimento possono essere effettuate online sul portale denunciaonline.poliziadistato.it. Si può segnalare lo smarrimento di alcuni beni ed entro 96 ore ricevere il verbale protocollato per richiedere una copia o la nuova emissione di un documento perso. Il servizio è già attivo in tutta Italia. È possibile anche denunciare online furti, truffe, frodi informatiche e altri reati. In questo caso occorre formalizzare la denuncia entro 48 ore in un ufficio della Polizia di Stato prendendo appuntamento direttamente sul portale. I dettagli e le città nelle quali il servizio è già attivo sono consultabili sul sito della Polizia di Stato nella sezione Denunce Online. Una donna di 54 anni, Francesca Micheli,
di San Giovanni Gemini è morta in un incidente stradale avvenuto sulla Palermo-Agrigento. Lo scontro si è verificato sulla carreggiata in direzione Palermo all'altezza del chilometro 238 vicino al bivio di Villafrati. A scontrarsi frontalmente per cause da accertare una Fiat Panda all'interno della quale viaggiava la vittima e un autocarro. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e dall'ANAS chiamati a gestire la viabilità e anche i vigili del fuoco per estrarre il corpo della donna dalla macchina. Inflitta una condanna a 9 anni di reclusione nei confronti di un 69enne di Favara, ex impiegato delle poste, accusato di violenza privata e pornografia minorile, questo quando disposto dalla Corte di Appello di Palermo, accolta la richiesta della Procura Generale che aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di Agrigento. L'uomo in passato è stato coinvolto pure in un'inchiesta su un ammanco di oltre 500.000 euro all'ufficio postale dove lavorava, lasciando decine di clienti con un pugno di mosche in mano in una vicenda di ricatti a sfondo sessuale. Volantinaggio davanti alla prefettura di Palermo di alcuni rappresentanti sindacali del comparto sicurezza, al centro il dissenso, una scarsa attenzione per l'intero comparto da parte del governo nazionale. I colleghi di Palermo. La delusione e il malcontento nel reparto sicurezza in Italia si sono manifestate stamattina davanti alla prefettura di Palermo attraverso un volantinaggio. Al centro del dissenso dei rappresentanti sindacali una mancata attenzione verso l'intera categoria da parte del governo nazionale, che a loro dire avrebbe disatteso le aspettative di chi ogni giorno è impegnato a garantire la sicurezza dei cittadini. A conti fatti, con il rinnovo del contratto e con l'inflazione i lavoratori perdono circa un 300 euro al mese sulla busta paga. E non si sono visti nelle busta paga quei famosi benefici, quei tanto promessi e sbandierati in campagna elettorale. Detto questo, noi ancora denunciamo la mancanza della partenza della previdenza complementare. Questi sono in pratica i motivi per cui noi oggi volantiniamo e cerchiamo di rendere edotta l'opinione pubblica di questo disagio che subiscono le forze dell'ordine. A proposito di sicurezza, le città italiane o nelle città italiane c'è sempre più una percezione di insicurezza e voi avete più volte sottolineato che manca l'organico. Manca l'organico anche perché, per esempio, per quanto riguarda la Polizia di Stato, c'è stato un grosso esodo, non ancora rimpiazzato dal turnover. Ma perché? Perché prima in polizia c'erano oltre i concorsi pubblici, c'erano anche gli agenti ausiliari, che erano circa 3.000 unità all'anno, a parte al netto dei concorsi pubblici, che venivano immessi nei ruoli del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La nostra presenza oggi qui è dovuta per sensibilizzare innanzitutto i cittadini sull'importanza di avere un comparto difesa e sicurezza efficiente e soprattutto un personale tutelato. Oggi i militari e i poliziotti condividono una fortissima preoccupazione dovuta a un sistema pensione futuro che è veramente devastante, un impatto devastante. Noi di Libera chiediamo che il Ministro della Difesa ci convochi per farci capire, ci dia informazioni certe su come il governo voglia tutelare donne e uomini in uniforme. Chiediamo sicuramente una valorizzazione della specificità con l'attivazione di apposite norme legislative. In Sicilia gli appartenenti alle forze dell'ordine potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici di trasporto locale, su linee urbane ed extraurbane. La misura, rifinanziata dal governo regionale per il triennio 26-28, è operativa ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Sentiamo in merito l'assessore al ramo Aricò. Da oggi chi ci protegge viaggerà gratis. La quarta commissione parlamentare ha concluso l'iter procedurale. Così posso firmare
il decreto per la gratuità del trasporto pubblico extraurbano per tutte le forze dell'ordine, esercito, marina e aeronautica, passando poi per i carabinieri, la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera. Non possiamo dimenticare la Polizia di Stato e anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Penitenziaria e, per la prima volta, anche il Corpo Forestale Regionale. E grazie ad un'interpretazione estensiva del testo normativo sono compresi anche il personale delle dogane, dei monopoli, delle prefetture e della polizia locale, sia municipale che provinciale. Il governo Schifani ha stanziato 2.450.000 euro. Un impegno preso, un impegno mantenuto. Grazie a tutti coloro che ci proteggono ogni giorno. Conferenza stampa stamani del presidente del Libero Consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino, per la presentazione del calendario degli eventi che si terranno nella stagione estiva al Teatro dell'Efebo. Sarà la Petite Messe Solennelle di Gioacchino Rossini, direttore d'orchestra il maestro Alessandra Pipitoni, ad aprire ufficialmente la stagione artistica 2026 al Teatro dell'Efebo. Conferenza stampa oggi del presidente del Libero Consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino, per la presentazione del calendario degli eventi che si terranno nella stagione estiva al Teatro dell'Efebo. Sarà la Petite Messe Solennelle di Gioacchino Rossini ad aprire ufficialmente la stagione artistica. L'orchestra è diretta dal maestro Alessandro Pipitone. Tra gli altri appuntamenti, la rassegna del Teatro Classico e del Mito, il 18 luglio, 25 luglio e il 4 agosto, a seguire la settimana pirandelliana, il 2 agosto, il 12 agosto e il 22 agosto, con il premio Caos Montalbano a cura dell'associazione Nuovo Piccolo Teatro di Agrigento, quindi gli spettacoli musicali. Il 23 agosto e il 27 agosto, con Battiato, l'Alba dentro l'Eterno, a cura del coro siciliano lirico. Poi le manifestazioni di Terzi, dal 7 al 10 agosto Festival, 4-6 settembre il Festival della Sostenibilità e quindi i percorsi del turismo esperienziale Mitos, i tramonti al Giardino dell'Efebo. Lunedì ci sarà al teatro la Petite Messe Solennelle, è un evento particolare voluto dall'amministrazione provinciale che apre la stagione estiva del teatro. È aperto a tutti perché noi riteniamo che è un evento non soltanto riservato, ma un evento aperto alla città, ecco, a dimostrazione del fatto che noi vogliamo il coinvolgimento di tutti. Poi ci sarà una stagione teatrale importante, ci saranno la settimana pirandelliana, il teatro classico e tanti altri eventi che stiamo definendo in questi giorni, e poi la prossima settimana saremo proprio al Teatro dell'Efebo a presentare tutto il calendario estivo. Questo luogo non sarà soltanto un luogo che funzionerà come teatro, ma stiamo cercando di mettere a regime anche il giardino, ecco, per creare anche delle visite esperienziali e dare la possibilità ai turisti che arrivano e che la sera magari non hanno cose da fare, di poter dopo cena uscire e raggiungere un luogo che fortunatamente non è dislocato come la Valle dei Templi, ma si trova in centro città, quindi poter non solo vedere le bellezze, ma anche poter gustare i nostri prodotti, anche poter vedere tutto l'artigianato di pregio che questa terra produce. Per quanto riguarda il primo appuntamento abbiamo detto che è gratuito, invitiamo un po' le persone. Sì, no, è aperto a tutti, quindi ci sono 700 posti, fino ad esaurimento posti, stiamo dando la possibilità a tutti perché riteniamo che sia giusto così, perché io ci tengo a precisare due cose. Uno, che voglio dire, il patrimonio è collettivo, il patrimonio è di tutti, quindi non è soltanto per le autorità, per le istituzioni, ma è per tutti. E poi io ci tengo a precisare che non voglio assolutamente fare e non ho fatto una gestione agrigentocentrica, ma mi sto proiettando anche su tutti gli altri siti della nostra provincia. Stiamo lavorando alla Clemente per sistemare la viabilità, ma stiamo lavorando anche alla Clemente per andare a restaurare e ristrutturare
tutti i beni immobili che la provincia ne ha tanti, e di tutta la provincia, a partire da Bivona a Sciacca. Io sarò ora a Lampedusa giorno 1 per la venuta del Papa di giorno 4, ma anticipo praticamente per andare, ecco, assieme ai tecnici a visionare le strutture di proprietà della provincia, per cercare anche in questa lembo di terra che comunque è provincia di Agrigento, di sviluppare anche lì qualche cosa che possa dare sostegno ai lampedusani. Si sono riuniti ieri a Palermo i responsabili regionali delle forze politiche del centrodestra, fare tesoro del voto e rafforzare l'unità della coalizione. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Pomeriggio politico di centrodestra regionale, quello di ieri presso Notalbergo a Palermo, dove, per usare un termine siciliano, potremmo titolare all'insegna di Neffici e Neffu. L'edizione palermitana del quotidiano nazionale Repubblica si sbilancia addirittura a definirlo da separati in casa. Il tutto, come continua ancora la collega Di Peri, quando manca l'ultimo miglio per concludere la legislatura regionale, segnata dagli scandali. Alle ore 17.36 sempre di ieri, nella nostra mail, gli interessati ci hanno comunicato che erano presenti Nino Minardo per Forza Italia, Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d'Italia, Nino Germanà per la Lega Salvini Premier, Marianna Caronia per Noi Moderati, Fabio Mancuso per Grande Sicilia, ovvero il soggetto messo su da Raffaele Lombardo, Gianfranco Miccichè e Roberto Lagalla. E poi ancora Decio Terrana per l'Unione di Centro e Carmelo Pace che rappresentava la Democrazia Cristiana Nuova. Parrebbe che il governatore della Sicilia Renato Schifani per la prima volta non sarebbe stato invitato. E sarebbe arrivato anche il mea culpa della coalizione per la recente sconfitta alle comunali tenutesi in municipalità importanti, aggiungo io Marsala, quinta città della Sicilia come numero di abitanti, senza dimenticare il capoluogo Agrigento. Tornando alla nota stampa, nelle righe ci hanno ulteriormente comunicato non ignorano il risultato arrivato dalle urne che ha evidenziato come gran parte della responsabilità è da attribuirsi all'essersi presentati divisi in tante realtà locali e che è da questa consapevolezza che intendono ripartire facendo tesoro delle indicazioni uscite dalle urne. Una riunione convocata in settimane dove fra le stanze della politica isolana più di qualcuno sarebbe convinto del passo indietro che potrebbe arrivare dal presidente Renato Schifani, cosicché si andrebbe alle elezioni anticipate di cui tanto si sussurrerebbe sempre in casa centrodestra. Uno di questi, Cateno De Luca, che giorni scorsi si sarebbe detto convinto che per le regionali siciliane si voterà ad autunno di quest'anno. Sempre nella nota stampa di fine vertice, i leader della coalizione non hanno fatto riferimento all'esperienza di governo in atto né a un eventuale bis di Schifani. Un nodo spinosissimo che avrebbe fatto esplodere la coalizione sarebbe ancora la richiesta del prefetto di Caltanissetta, Licia Messina, di intervenire sul caso di Leonardo Burgio, figlio dell'ex assessore Daniela Faraoni, per verificare l'insussistenza di motivi determinanti l'illegittimità della sua elezione a sindaco di Serra di Falco il 24 e 25 maggio scorsi, data quella nella quale il 42enne è stato riconfermato primo cittadino per la terza volta consecutiva, nonostante lo vieterebbe la legge siciliana. Sua Eccellenza Licia Messina avrebbe segnalato l'anomalia al comune di Serra di Falco e alla regione. Ma tornando a quanto della riunione di ieri pomeriggio, di apprezzabile c'è il tentativo che hanno provato a ricomporre i pezzi del centrodestra in una regione che fu quella del 61-0 e che fin quando il proprio elettorato raffigurava la coalizione con il volto del proprio ispiratore, ovvero Silvio Berlusconi, riuscivano in una convivenza non facile, ma ci riuscivano. Ma è proprio nei momenti di maggiore difficoltà che la storia insegna come siano venuti sempre fuori figure che con la loro autorevolezza e preparazione, qualora in possesso, si siano distinte per idee e strategie capaci, parafrasando con un termine marinaresco, di fare uscire la nave dalle secche nelle quali arenatasi. A questo punto non ci rimane quindi che attendere. Linea alla regia per la pubblicità. E ieri a Santa Elisabetta manifestazione in occasione della giornata mondiale del rifugiato organizzata dall'associazione Comete TS con un torneo di calcetto tra i componenti delle comunità
di Real Monte, Comitini e Racalmuto. Per l'occasione, all'interno del comune è stata donata una targa ai familiari di Carmelo Catalano, già vice sindaco, che tanto fece nel paese per l'accoglienza degli immigrati in servizio. Oggi giornata mondiale del rifugiato, torneo di calcetto qui a Santa Elisabetta, insieme alle tante iniziative che l'associazione Cometa organizza per l'occasione. Sì, quest'anno stiamo celebrando la giornata mondiale del rifugiato che ha quale tematica la pace e l'inclusione in un clima internazionale ovviamente non dei migliori, dove appunto si respirano delle tensioni molto forti che appunto si spera possano essere risolte nel più breve tempo possibile. Mi riferisco ai conflitti ucraino-russo e anche al conflitto israelo-palestinese e ormai anche il fronte libanese, dove evidentemente si sono fatti veramente dei grandi passi indietro rispetto a determinati equilibri che si erano raggiunti qualche decennio fa. La tematica appunto del rifugiato comunque deve restare sempre una tematica sulla quale non bisogna mai perdere la centralità, perché ovviamente chi scappa da situazioni di guerra scappa non per propria volontà. Le situazioni di guerra, come stiamo vedendo, non sono poi così lontane anche dal nostro paese, per cui ogni tanto bisogna forse soffermarsi veramente a ragionare su cosa significa appunto essere in un paese dove i propri diritti non possono essere esercitati e le persone ovviamente scappano per cercare di dare una vita migliore a se stessi e alla propria famiglia. Noi oggi qua siamo anche a Santa Elisabetta, dove organizziamo questo torneo dove giocano i nostri beneficiari dei 3 progetti dei comuni di Comitini, Racalmuto e Santa Elisabetta, e quest'anno anche vogliamo dedicare questo torneo in memoria di Carmelo Catalano, che è stato un vice sindaco del comune di Santa Elisabetta e che ha dato opportunità al nostro gruppo di lavoro di poterci inserire e avviare questo progetto di accoglienza qui a Santa Elisabetta. Carmelo Catalano è recentemente scomparso, è una figura pubblica molto significativa nel comune di Santa Elisabetta e anche nella provincia di Agrigento, in quanto svolgeva il suo lavoro anche al Tribunale di Agrigento, una persona molto, molto apprezzata che oggi appunto intendiamo ricordare con la consegna di una targa alla famiglia in sua memoria. Le nuove normative approvate dall'Unione Europea, come diciamo, sono più restrittive, più permissive, ecco, come vi comporterete in tal senso? Ma diciamo che dal 12 di giugno sono state introdotte delle normative estremamente molto più stringenti e le nazioni dell'Unione Europea hanno stabilito dei regolamenti che diciamo, hanno compresso moltissimo il diritto appunto di richiesta di protezione internazionale. Ci sono paesi che diciamo, intanto gli stranieri appena arrivano devono permanere per 7 giorni in dei centri di accoglienza dove devono essere appunto eseguiti i rilievi personali e i rilievi biometrici e dunque saranno trattenuti. Dopodiché per coloro i quali che provengono da determinati stati cosiddetti sicuri si aprirà una procedura diciamo accelerata che deve concludersi entro il breve tempo, 3 mesi, ma evidentemente siccome questi stati appunto da parte dell'Unione Europea sono considerati come paesi sicuri, le possibilità appunto di ottenere una forma di protezione sono veramente pressoché ridotte a nulla. E tra questi abbiamo appunto il Bangladesh, abbiamo l'India, abbiamo l'Egitto, il Marocco,
per cui ecco, si spersonalizza un po' la richiesta, non si entra nel merito di ciascuna richiesta, ma se tu sei appunto, provieni da questi stati, diciamo non hai speranza. Invece di razionalizzare le cose si razionalizza, si creano appunto delle diverse quasi razze, ecco, la razzializzazione, come viene definita da alcuni giudici. Ecco, evidentemente anche poi i tempi di permanenza presso i centri di permanenza temporanea vengono riportati a 18 mesi, per cui anche lì diciamo, si è fatto un passo notevolmente indietro, anche perché tutto questo porterà, a mio avviso, ad un aumento dei costi sociali enorme sotto diversi profili. Ecco, devo dire anche che sotto il profilo del numero di sbarchi, a giugno del 2026 il numero di sbarchi si è notevolmente ridotto rispetto al 2024 e al 2025. Erano 25.000 fino al 2025, anche nel 2024 eravamo verso i 26.000, quest'anno siamo a 13.000 sbarchi, dunque vi è stata una sensibile riduzione degli arrivi, almeno via mare. Ecco, qua poi dobbiamo fare una riflessione un po' tutti e la dobbiamo fare ad alta voce, perché insomma, gli studi di Confindustria ci dicono che in Italia ci devono essere all'anno delle unità lavorative aggiuntive di circa 120.000 persone. Qua noi stiamo chiudendo le frontiere, stiamo chiudendo le barriere per motivi di sicurezza, per motivi politici, per motivi di appunto indicazioni governative, però non so se ci stiamo facendo del male da solo, perché evidentemente con i decreti flussi irregolari e con questi numeri non abbiamo futuro sia dal punto di vista demografico sia dal punto di vista economico, a mio avviso, per cui ecco, occorre fare questo tipo di riflessioni. È facile dire reimigrazione, è facile dire rimandiamoli a casa, ormai è diventato lo slogan del momento. Ciclicamente torna la tematica dell'immigrazione come in ogni situazione politica, in vista delle elezioni politiche si fanno sempre questo tipo di ragionamenti, ecco, però a mio avviso sotto questo profilo l'Europa sta facendo un errore di valutazione, soprattutto sotto la prospettiva demografica ed economica. Una targa in ricordo di Carmelo Catalano qui al comune di Santa Elisabetta per quello che ha fatto per l'accoglienza verso i migranti. Sì, oggi celebriamo qui a Santa Elisabetta la giornata mondiale dell'emigrato. Come ogni anno facciamo un torneo di calcetto con i ragazzi del centro e quest'anno abbiamo pensato assieme all'associazione Cometa di donare una targa alla famiglia Catalano in memoria del già vice sindaco Carmelo Catalano, che è stato tra l'altro l'ideatore del centro di seconda accoglienza che abbiamo nel comune di Santa Elisabetta. Una bella iniziativa quella del ricordo di suo padre, che tanto ha fatto per l'accoglienza qui a Santa Elisabetta. Sì, siamo molto contenti, siamo molto soddisfatti. Mio papà è stato lungimirante per la comunità di Santa Elisabetta. Un ringraziamento è doveroso nei confronti di Emilio Agnello, che è stato veramente affettuoso nel voler ricordare mio padre in questa giornata che oggi dedichiamo ai nostri migranti, che sono accolti in maniera veramente meravigliosa dalla nostra comunità e si sentono veramente a casa. Questo è un ottimo lavoro che è stato fatto in questi anni a Santa Elisabetta, che è diventata fiore all'occhiello di tutta la provincia per l'accoglienza. A Messina il TAR conferma le multe al consorzio delle autostrade. I colleghi di Messina. La sanzione da 500.000 euro.
comminata nel 2022 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata confermata dal TAR del Lazio attraverso una recente sentenza. Il consorzio era stato accusato di pratiche commerciali scorrette a danno degli utenti. Il provvedimento è scaturito da numerose segnalazioni inoltrate da Federconsumatori Sicilia tra aprile e settembre 2021. Tali segnalazioni riguardavano i notevoli disagi causati agli automobilisti dai cantieri presenti sulle autostrade A20 Messina-Palermo e A18 Messina-Catania. Questi lavori avevano comportato un significativo aumento dei tempi di percorrenza, arrecando non solo fastidi, ma anche ripercussioni economiche su cittadini, lavoratori, aziende e turisti. Secondo l'antitrust, i disagi erano imputabili a gravi carenze nella gestione e manutenzione ordinaria delle infrastrutture concesse in gestione al consorzio. Nonostante il peggioramento del servizio, non era stata prevista alcuna riduzione o sospensione dei pedaggi, come misura di compensazione per il disagio subito dagli utenti, se non in casi sporadici e di portata estremamente limitata. Il TAR ha rigettato le contestazioni preliminari, inclusa quella riguardante la presunta violazione del termine di decadenza dell'antitrust nell'esercizio del proprio potere sanzionatorio. Inoltre, ha giudicato infondati i rilievi secondo cui il consorzio si sarebbe trovato obbligato a creare condizioni di disagio per gli automobilisti continuando a incassare integralmente i pedaggi. Grande affluenza ieri a Naro di fedeli per la festa di San Calogero. La festa di San Calogero è l'identità di un popolo, di una città, Naro, il suo santo protettore, questo vecchio taumaturgo eremita che in odore di santità venne a evangelizzare la Sicilia, il santo miracoloso, è un riferimento per la città, è un riferimento credo per la Sicilia, perché San Calogero è rinomato in tutta la Sicilia ed è sicuramente una pagina della storia e della sacralità della nostra religione e l'identità di fatto del popolo narese. Io nel 95, nel 94 quando tiravo le corde a San Calogero c'era un altro tipo di corda, quindi le persone, le mani proprio diventavano a sangue e c'era molta gente. Allora lì avevo finito gli studi di medicina e dico: se di San Calogero fammi una grazia, se riesco ad entrare subito alla scuola di specializzazione in geriatria, che è quello che voglio fare, ti dono, dico, 200 metri di corda di Manilla, ma proprio mi è venuto dal cuore, ero proprio più o meno fino alla straula. Ed è successo veramente un miracolo, una cosa che non era possibile. Mi sono ritrovata dopo diversi mesi, perché c'erano 4 posti, ad essere ammessa, perché hanno allargato i posti a 10 in geriatria quell'anno, e per me è stata veramente una cosa emozionante, qualcosa di vero, perché era impossibile. È una promessa che ho fatto da una vita e quindi cerco di mantenerla finché posso. San Calogero è sempre quell'esperienza che ti dà l'opportunità di sentirsi sempre più appartenente a questa comunità, no? San Calogero ci richiama, ci riunisce, ci fa naresi in tutto il mondo, anche quelli che oggi magari sono lontanissimi, oggi grideranno almeno una volta durante la giornata viva Dio e San Calò, quindi viva Dio e San Calò. San Calogero ci dia la forza sempre di andare avanti, molta fede, questo. E tanta fede, non solo tradizione, ma grazia ricevuta.
e come merito delle grazie ricevute e della tradizione facciamo il viaggio scalzi come ringraziamento prima a Dio e poi a San Calogero. Mi vedo di chi Signora, buongiorno, come la porta a Naro oggi? È 30 anni che faccio questo viaggio, di quando sono nati i miei gemelli e ci porto ogni anno il pane con un maschietto e una femminuccia. Ora sono grandi, hanno 36 anni e sono devota a San Calogero come sono devota a San Michele, perché io sono nissena. Glorioso San Calogero, oggi d'accordo a noi e ascolta la nostra preghiera. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.